Un gol di Marco Cantavenera nel primo tempo consegna una vittoria importante anche ai fini psicologici al Casteltermini, che dà non solo morale alla compagine di Pino La Bianca in vista dell'inizio del prossimo ed impegnativo torneo di eccellenza. Ne è uscita fuori una gara piuttosto tattica, con fraseggi insistenti e talvolta anche errati. Più arrembante e battagliero il Casteltermini, lezioso e sornione invece l'Acregas. Il risultato si sblocca nel secondo tempo grazie alla rete appunto di Candavenere, che sfrutta un assist del giovanissimo Giuliana, che trova impreparata la retroguardia biancazzurra. Il gol suona come un campanello d'allarme per la compagine dei Templi, che cerca di reagire nel vano tentativo di pareggiare le sorti dell'incontro con due nitide occasioni da rete da parte di Gambino e Lavardera. Poi nel finale di gara un atterramento in aria di un attaccante Granata obbliga l'arbitro ad assegnare un calcio di rigore ai locali. Sul dischetto si presenta la cognata, ma il tiro viene intercettato dall'attento portiere Di Carlo, che così evita i supplementari. Non succederà più nulla sino alla fine, per cui a passare il turno di Coppa è proprio l'Acregas, forte del risultato acquisito all'Esteneto nella gara di andata che, ricordiamo, fu di 2-0. Un pareggio che lascia scontenta la dirigenza gragantina e che, per bocca del DG Giuseppe Deni, preannuncia l'arrivo di tre calciatori over che renderebbe la squadra molto più competitiva. Queste le sue testuali parole. Contro il Casteltermine ho visto un'Acregas svogliata e superficiale, non sono contento della prestazione. Fatichiamo in fase realizzativa, in settimana arriveranno tre big per rafforzare l'organico. La squadra ha sbagliato l'approccio alla partita ed è mancata in alcuni giocatori che sono apparsi leziosi e privi di mordente agonistico. Ho notato un certo menefreghismo in campo e questo non deve mai più succedere per rispetto dei tifosi, della società e della gloriosa maglia che si indossa. L'unica cosa buona è il passaggio del turno. Siamo consapevoli che l'Agragas ha un organico numericamente carente, costruito in pochi giorni. Facciamo fatica a tirare in porta nella fase realizzativa, ma i tifosi possono stare tranquilli perché già da questo martedì, prima dell'inizio del campionato, puntelleremo ulteriormente la squadra. Abbiamo concluso infatti l'accordo con tre giocatori di assoluto valore che sono certo ci aiuteranno a disputare una stagione da protagonisti. Intanto questo lunedì nei locali della FIGC Sicilia si è venuta a conoscenza della composizione della prima giornata del campionato d'eccellenza che inizierà domenica prossima, 12 settembre. L'Akragas debutterà all'Esseneto nel derby con lo Sciacca. Queste le partite in programma. Akragas Sciacca, Cus Palermo Monreale, Canicattì Marsala, Castellammare Casteltermini, Don Carlo Misilmeri Mazzara, Enna Profavara, Parmonval Nissa e Mazzarese Marineo.